Buongiorno a tutti, è per me davvero un piacere essere qui a presentare questo progetto di legge sulla valorizzazione del patrimonio presepiale veneto. È un progetto di legge di cui vado particolarmente fiera, non solo perché è il mio primo progetto di legge da prima firmataria, ma perché è stato condiviso da tutto il gruppo che io rappresento di Fratelli d'Italia, e quindi colgo l'occasione per salutare tutti i colleghi che hanno sottoscritto e condiviso il progetto di legge assieme a me. Sono qui presenti il Presidente di Fratelli d'Italia Claudio Borgia, il Presidente della Sesta Commissione Enoch Soranzo e il consigliere, il vicepresidente di Fratelli d'Italia Matteo Baldan e il consigliere Fabio Benetti in rappresentanza di tutto il gruppo. Saluto anche in rappresentanza della Giunta l'assessore Diego Ruzza, che ha voluto essere qui presente con noi, e dicevo è un progetto di legge di cui vado particolarmente fiera perché si propone in primis di riconoscere, valorizzare e promuovere il patrimonio presepiale veneto come espressione qualificante della cultura, dell'arte e della storia, che è tipica dell'identità della nostra comunità regionale. Il presepe infatti non rappresenta solo un simbolo religioso per la nostra regione, è un pilastro della nostra identità culturale, storica e artigianale del nostro territorio. Le sue radici affondano nelle sacre rappresentazioni medievali e si sono sviluppate in una varietà di espressioni artistiche uniche nel mondo. Se pensiamo al nostro territorio, al nostro Veneto, dal lago di Garda con i presepi galleggianti ai presepi di Murano fino a quelli tipici costruiti in legno, in pietra o in terracotta, senza dimenticare i presepi viventi, capiamo come la nostra regione sia in grado di esprimere una grande varietà culturale, e quindi abbiamo il dovere di valorizzare dal punto di vista culturale questo simbolo. Ogni territorio ha una sua identità e i presepi coinvolgono le comunità tramandandone appunto il valore culturale. Abbiamo nominato tanti territori della nostra regione, e qui ringrazio l'Associazione Italiana Amici del Presepe che è qui presente, un'associazione che rappresenta tutte le province venete, le province del Veneto, e ha portato infatti tanti rappresentanti, in particolare dalla provincia di Venezia, di Rovigo e anche di Padova, oltre che di Verona. Li ringrazio di essere qua perché il patrimonio che loro spesso e volentieri cercano di tramandare non solo nel periodo natalizio rischia di rimanere frammentato, e oltre che non essere adeguatamente conosciuto e sostenuto. I presepi che abbiamo il piacere di vedere nel periodo natalizio sono spesso e volentieri delle vere opere d'arte, ma spesso non viene riconosciuta l'instancabile opera dei volontari come quelli che abbiamo il piacere di avere qui presenti. E quindi questo progetto di legge si inserisce per cercare di valorizzare la loro passione, il loro impegno e il loro valore, ma vogliamo soprattutto dare uno strumento legislativo che possa coordinare e valorizzare le iniziative espositive che ci sono su tutto il territorio regionale, favorendo quindi anche la creazione di itinerari turistici, e questo sarà uno dei punti chiave del progetto di legge che presentiamo qui quest'oggi. A proposito di turismo, è importante avere qui anche la presenza della Fondazione Destination Verona Garda, rappresentata dal direttore Caputo, e di Federalberghi Verona con Maurizio Russo. Li ringrazio per essere qui. Come dicevo, è fondamentale il ruolo delle associazioni che possono proporre nuovi presepi da registrare, perché attraverso questo progetto di legge compiamo due azioni importanti: quella di costruire e istituire l'itinerario del presepe veneto, ma anche di cercare di censire e avere una mappa unica appunto attraverso l'itinerario. Quindi andiamo a creare un registro attraverso il quale possiamo riconoscere i presepi meritevoli
di essere premiati dal punto di vista istituzionale e attraverso il quale andremo appunto a creare gli itinerari del Presepe Veneto. La Giunta stabilirà poi i criteri, oggi presentiamo un progetto di legge che dà un accordo quadro, quando passerà questo progetto di legge poi la Giunta costruirà insieme ai territori e alle associazioni le modalità migliori per creare questo registro e creare appunto gli itinerari del Presepe Veneto. Non ci fermiamo però a questo, perché nel progetto di legge andiamo anche a istituire quella che sarà la giornata regionale del Presepe. Noi proponiamo di istituirla l'8 di dicembre, e anche questo vuole essere un metodo per cercare di diffondere la tradizione culturale del Presepe, ma anche spiegarla e avvicinare le nuove generazioni, quindi coinvolgendo scuole e soprattutto i più giovani. Il Veneto ha un patrimonio davvero straordinario. Il nostro compito in questo caso è quello di mettere assieme tutto quello che di eccellente già c'è, e quindi attraverso questo strumento di legge, questa proposta di legge, andiamo a creare una cornice con la quale pensiamo di poter valorizzare i presepi del Veneto, ma soprattutto anche andare a creare e a rafforzare il turismo nelle zone in cui questi presepi vengono creati. Parlando in chiave turistica, non andiamo a creare tra l'altro nulla di nuovo, perché poi magari interverrà anche il direttore Caputo di Fondazione Destination Verona Garda, ma la Regione Veneto promuove già tante azioni per promuovere il nostro territorio e attrarre turisti. Lo fa attraverso gli yacht, attraverso gli infopoint che sono diffusi all'interno del territorio e attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale che si chiama DMS. Ecco, gli itinerari del Presepe Veneto sono una rappresentazione, potranno essere una rappresentazione chiave di quello che il DMS si propone in maniera integrata di promuovere ai turisti che andranno negli yacht, ma anche alle strutture alberghiere e a tutti i recettori del nostro territorio, quindi attività economiche comprese, che avranno voglia di promuovere il nostro territorio. Questa è la spiegazione generale di quello che si propone di fare il nostro progetto di legge, che si conclude nell'ultimo articolo con lo stanziamento di risorse anche per andare a premiare appunto il lavoro delle associazioni e di coloro che desidereranno registrare il proprio presepe e far parte degli itinerari turistici. Ora lascio la parola al capogruppo di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia. Buongiorno a tutti, cercherò di essere breve anche perché, come dire, gli ospiti e soprattutto gli organizzatori di questa conferenza stampa sono i veri protagonisti di oggi. Intanto ci tengo a salutare tutti i colleghi, ma soprattutto l'Associazione Italiana Amici del Presepio, Visit Verona Garda, come appunto ha ricordato Claudia, Federalberghi, per quanto riguarda ovviamente la Verona, la provincia di Verona. Dopodiché ci tenevo a ringraziare personalmente per questo progetto di legge la collega Barbera. Vedete, noi siamo partiti da qualche mese in questa nuova legislatura e stiamo cercando intanto di fare tutto un lavoro sul territorio di ascolto, di dialogo, e poi portare all'interno dei banchi del Consiglio regionale tutte quelle proposte di legge che riteniamo essere lodevoli del nostro sostegno. Io sono particolarmente emozionato a parlare di valorizzazione e promozione del patrimonio presepale del Veneto, perché mi ricordo da assessore alla scuola e alla famiglia quando insomma, invitai tutte le scuole della mia città, Montebelluna, ad organizzare i presepi a scuola, in famiglia. Abbiamo fatto anche delle iniziative congiunte, abbiamo fatto delle iniziative di sostegno al presepe, perché ritenevamo e riteniamo oggi che il presepe è qualcosa che
non solo fa parte della nostra cultura cristiana e della nostra cultura millenaria, ma fa parte della nostra identità, della nostra tradizione. Vedete, io ho girato in lungo e largo, per quanto mi riguarda, la provincia di Treviso, ma i miei colleghi girano dalla mattina alla sera le proprie province, soprattutto nei periodi di Natale e oltre. C'è fermento, ci sono tantissimi presepi che vengono realizzati da volontari, che vengono realizzati da associazioni, presepi viventi. Ci sono tantissimi maestri che, come dire, minuziosamente costruiscono presepi e danno l'opportunità a tantissime nuove generazioni, ma a tantissime famiglie, di conoscere il valore reale poi del presepe e il grande valore universale che è il focolare della famiglia, che è il valore universale del focolare della famiglia, che è il valore della solidarietà. Io poi sono, come dicevo, particolarmente attento anche perché in famiglia ho uno zio acquisito da parte di mia moglie che è un artigiano del presepe, è un maestro, e dovete vedere che spettacolari presepi riesce a costruire, quanto cuore, quanta anima ci mette, no? E quindi dare oggi istituzionalità legislativa al presepe è qualcosa che noi ci porteremo avanti e sarà parte del nostro patrimonio, non solo come gruppo consiliare, ma soprattutto come veneti, come istituzioni regionali. È ovvio che avrà bisogno dell'approvazione. Io penso che, insomma, poi nel dibattito dell'Assise ci sarà il sostegno anche di altre forze, perché riteniamo che questo sia uno di quei progetti che va oltre gli steccati ideologici e che pone al centro la nostra identità storica, la nostra identità culturale, la nostra identità cristiana. Per cui non posso far altro che complimentarmi nuovamente con Claudia, che non è solo una collega, è anche un'amica, che è una persona che mette, come fanno i nostri maestri artigiani, cuore e anima nel rappresentare i cittadini veneti e in particolar modo i cittadini veronesi, ed è riuscita a studiare e a realizzare e a proporre un progetto di legge davvero di qualità. Per cui complimenti e grazie a tutti voi per essere venuti qui oggi e sostenerci. Grazie Claudio. Come accennava il nostro presidente Claudio Borgia, questo è un progetto di legge che adesso passerà tutto l'iter legislativo all'interno delle commissioni, e quindi ho il piacere di invitare qui a parlare il presidente della sesta commissione, Enoch Soranzo, che sarà la commissione in cui verrà discusso appunto questo progetto di legge. Grazie a tutti, buongiorno e benvenuti a Palazzo Ferrofini, che è la sede del Consiglio regionale del Veneto. Io devo davvero ringraziare, oltre a tutti i colleghi, anch'io ringrazio la collega Claudia Barbera, prima firmataria di questo progetto di legge. Una proposta che ha detto bene, e saluto e ringrazio il capogruppo Borgia, l'assessore Ruzza, tutti i colleghi Benetti, Baldan, tutti i collaboratori degli uffici, dei nostri uffici, perché poi è il lavoro di tanti che poi insomma diventa, crediamo, un lavoro importante. E ringrazio Claudio Barbera, dicevo, per avermi coinvolto in questo progetto di legge. È un progetto che ho sottoscritto con estrema convinzione e che con voi, che saluto, il rappresentante dell'AIAP, gli amici di Visite Verona e il presidente Federalberghi, insomma io sono a casa perché un po' di Sevanzano, un po' di Caselle, un po' di Federalberghi, un po' di amici e colleghi, insomma mi sento a casa proprio a 360 gradi, ringraziando, dicevo, credo poi, se mi consentite, di salutare insomma, i miei concittadini padovani dell'AIAP Padova, Niccolò Celegato e Cristian Bonato. Come Presidente della sesta commissione, che ha tra le sue competenze la cultura e il turismo, io ho visto questo PDL non solo una norma che ha come obiettivo tutelare un patrimonio straordinario, come è stato detto anche poc'anzi, ma anche una visione strategica
per il nostro Veneto. Perché strategica? Perché la cultura è oggi sempre più turismo di qualità e turismo lento. È sicuramente un volano che noi siamo convinti è un binomio fondamentale per quello che è l'offerta e la competitività strategica della nostra regione in termini anche di offerta turistica. È vero, questo progetto di legge vuole andare oltre il simbolo religioso dell'identitario del presepe, perché il presepe per noi veneti, che non è solo un rito natalizio, ma è un simbolo sicuramente di fede, ma è anche un pilastro, come qualcuno ha detto, della nostra identità culturale, della nostra identità artigianale, della nostra capacità di creare. Tra l'altro un'arte che ha un costo importante, non sembra, qualcuno se magari quando noi vediamo questi magnifici presepi di grande maestria e arte, magari si trascura il costo, che è importantissimo e che è onerosissimo. Ecco perché anche poi lo stanziamento è, direi, quantomeno opportuno, ma noi lavoreremo a capogruppo per cercare di vedere se riusciamo magari a integrare qualcosina, e questo sarà l'altro impegno. Ecco allora che quando parliamo di un'arte che cambia il volto di ogni nostra provincia, sì, lo cambia man mano che uno fa l'escursus dei nostri territori, capisce come cambia l'arte anche in base alle radici delle nostre province. È un esempio di eccellenza, sì, dobbiamo essere secondo noi orgogliosi della varietà che questo progetto di legge intende proteggere. I presepi, diceva prima la collega Barbera, il vetro di Murano, la pietra di Lessinia, le sculture in legno della Val di Zoldo, il presepi galleggianti del Garda, senza trascurare nessuna provincia del Veneto, che sono tutte meravigliose. Io guardo con un po' di attenzione quella che è anche la mia provincia, che ha delle eccellenze davvero, io riferisco anche ai propri gioielli. Penso al presepio vivente di Verno di Vigonza, che ho da Presidente della provincia visitato più volte. Penso dove la tradizione rivive una trasformera fantastica, magica, lungo la riva del Bacchiglione, quello, coinvolgendo la comunità, quello di Ponte Longo, o come il presepio galleggiante di Battaglia Terme, che nel cuore delle terme, tanto famose a livello europeo, è un esempio unico e che possa valorizzare sicuramente il nostro paesaggio fluviale, i nostri canali, trasformando appunto questo patrimonio all'aperto, a cielo aperto, un palcoscenico straordinario. Queste in realtà sono il nostro itinerario del presepe veneto, giusto Claudia? E questo è quello che vogliamo promuovere, attirare un turismo quindi di qualità, far scoprire i nostri borghi. È una geografia di creatività veneta che merita, secondo noi, di essere messa a sistema. Ecco perché credo che la collega Barbera abbia voluto uscire dalla frammentazione. Questo patrimonio è sopravvissuto sicuramente grazie all'impegno e alle risorse di volontà, il lavoro instancabile di volontari, parrocchie, associazioni, l'AIAP in particolare, ma non credo che abbia ragione la collega Barbera quando ha capito che la passione da sola probabilmente non basta più e la conservazione di queste opere di pregio è a rischio, perché talvolta non si sa neanche dove ospitarli questi presepi, immensi presepi, e anche i comuni non riescono a aiutare queste realtà a conservarle, magari anche dedicando degli spazi di conservazione adeguati o addirittura degli spazi, solamente degli spazi. Ecco allora che il ricambio generazionale, la conservazione delle opere di pregio richiedono che le istituzioni pongano la loro attenzione e devono fare la loro parte. Ecco allora il registro che mette in ordine questa anagrafe, l'articolo 3, ecco gli itinerari che trasformano tradizioni in volano economico, ecco la giornata regionale l'8 dicembre che diventerà un momento corale. E concludo nel dire che penso senza dubbio, a nome di tutti i colleghi e tutti noi che abbiamo voluto e ci sentiamo coinvolti in prima persona in questo bellissimo progetto di legge, che i 90.000 euro stanziati, Claudia, non sono una spesa, sono un investimento e deve essere chiaro, e lo porteremo chiaro nelle sedi opportune e in commissione sesta, nella commissione che presiedo, ma
anche credo in aula. Concludo nel dire che, ancora ringraziando tutti voi di essere qui, che valorizzare il presepe, il pensiero che vorrei lasciare è questo, che penso che valorizzare il presepe significa dire chi siamo e da dove veniamo. E come Commissione Sesta, Cultura e Turismo, in questo caso la competenza di queste due materie per questo progetto di legge, lo seguiremo con estrema attenzione, daremo gambe perché questo iter, come altri, possano avere gambe veloci per raggiungere quanto prima e nel tempo necessario, insomma Natale è vicino, non è che sembra lontano ma è vicino, a questa legge, far sì che ogni associazione, soprattutto ogni comune, ogni territorio venga coinvolto, si possa sentire parte di questo grande progetto, di questa bellissima progetto di riscoperta identitaria. Grazie Claudia e complimenti da profondo del cuore, da uno che un po' i capelli bianchi li ha fatti anche qui in questa sede consiliare della Regione Veneto. Grazie a tutti. Ringrazio il collega Soranzo che assieme al capogruppo Borgia e tutti i colleghi che sono qui in sala quest'oggi, alcuni non ci sono perché impegnati nelle commissioni, giustamente l'ente deve andare avanti, hanno non solo sottoscritto il progetto ma mi hanno coadiuvato attivamente perché questo disegno di legge potesse essere quello che per noi è il meglio possibile, poi lo condivideremo comunque con tutto il Consiglio regionale. Il collega Soranzo, così come il capogruppo Borgia, ha parlato degli sforzi di tanti appassionati che ogni anno lavorano con passione per creare delle autentiche opere d'arte. Oggi abbiamo il piacere di avere qui un'associazione che ha sede a Verona ma ha associati in tutto il territorio nazionale e quindi in rappresentanza di AIAP, Associazione Italiana Amici del Presepe, chiamo qui Maurizio Sanzi. Tanto la prima cosa che volevo dire era di ringraziare Claudia Barbera perché ci invita qui a parlare di una cosa che la sposiamo completamente. È il nostro io. Quello che tu stai proponendo, quello che noi facciamo e che cerchiamo di fare sempre. Ed è veramente, finalmente qualcuno si è accorto di questa cosa, finalmente. E perciò grazie tanto a te e a quelle persone che adesso qui ho avuto la possibilità di conoscere e che ringrazio perché ci state dando veramente un aiuto in futuro magari. La collaborazione da parte nostra sarà totale. Io sono qui che rappresento sì l'AIAP sede di Verona, ma all'interno della nostra sede ci sono, come dicevi, da Padova Nicolò Celegato, da Piazzola sul Brenta Cristian Bonato, da Frassinelle Gianfranco Bianchini, perciò siamo già sul territorio e sono persone che fanno con tutti i loro sforzi delle mostre molto belle da vedere, da andare a visitare, perché sono anche delle opere d'arte, quelle che mettono fuori sono opere d'arte. Non solo, a Padova quest'anno ci sarà il convegno nazionale della nostra associazione, che è organizzata proprio da Nicolò Celegato, con la collaborazione di tutti noi per quello che possiamo fare, e però è da mettere in evidenza che c'è un movimento dietro che è molto grande. Per quanto riguarda il territorio del Veneto, sarebbe veramente la prima volta, sarebbe la cosa più bella, far vedere gli artisti e i posti, far capire dov'è che si può andare a vedere il presepio, perché noi alla fine siamo presepisti tutto l'anno, non è che stacchiamo a Pasqua, siamo presepisti anche a Pasqua. Io vi posso dire chi siamo noi. L'Associazione Italiana Amici del Presepio, sede di Verona, collabora e celebra da più di 35 anni di attività dedicate alla promozione delle arti presepistiche e del suo messaggio di pace. La storia della sede nasce nei primi anni 90, quando Don Renzo Zocca, che è il nostro presidente, allora parroco della parrocchia di Santa Maria Maddalena a Saval, lanciò una mostra a concorso cittadina che nel 1992 portò alla nascita ufficiale della sezione veronese dell'AIAP. Da allora la sede organizza ogni anno la mostra del presepio tradizionale e artistico, oggi alla 35esima edizione. C'è stato l'anno del Covid, che abbiamo dovuto saltare.
L'esposizione, articolata in presepi agenti e diorami, aperti e diorami, raccoglie opere di presepisti locali e artisti nazionali. In 3 decenni sono state presentate oltre 2000 opere, visitate da decine e decine di migliaia di persone. Per 18 anni la mostra è rimasta a Chaval, con un grande presepio, grandezza naturale, molto apprezzato da tutti, dal pubblico. Dal 2009 invece siamo passati dalla sala comunale Renato Biroli, che è una sala nella sede di Verona. E accanto all'esposizione la sede porta avanti un'intensa attività formativa, dai primi corsi del 1995 ai percorsi annuali. Noi ogni anno facciamo dei corsi di specializzazione per chi vuole, ma anche per corsi base, e andiamo anche nelle scuole a portare la cultura, andiamo nell'orario di laboratorio delle scuole, dove che facciamo assieme ai ragazzini l'arte presepiare, li facciamo crescere in questo modo, e diciamo che c'è abbastanza un buon riscontro. Nel tempo la sede ha promosso iniziative di rilievo come il 27esimo convegno nazionale, e quest'anno capita a Padova, perciò sarà tutto così. Oggi la sede di Verona conta circa 70 soci e disparsi su tutto il territorio veneto. E voglio soltanto dirvi che, per dirvi, abbiamo fatto una serie anche di mostre anche in giro per il Veneto. Nel 2019 siamo stati a Tiene, nel 2019 sempre abbiamo fatto anche la Madonna della Corona, dove c'è il santuario. Abbiamo rimodernato un presepio che era stato distrutto dai bombardamenti, ed era là. Adesso è visibile, basta andare là ed è molto apprezzato. E poi abbiamo portato un presepio a Montecitorio, e qui ci dà un po' Adesso siamo alla Palazzo della Regione, perciò abbiamo toccato tutto. Nel 2024 abbiamo iniziato una collaborazione col Comune di Villafranca, dove che allora, con la Claudia Barbera, l'assessora a suo tempo, abbiamo fatto delle belle cose e ci fa molto piacere. Quest'anno siamo stati invitati, e che ci fa un enorme piacere perché è stata una bellissima esperienza, al J Museum di Jesolo, e abbiamo fatto in abbinamento con i presepi di sabbia una mostra che ci hanno dedicato un piano, ed è stata una bella, abbiamo avuto delle belle soddisfazioni. Ma non solo, abbiamo fatto anche ancora a Villafranca una mostra, naturalmente a Verona, ma siamo stati anche sul lago, dove che a Brenzone abbiamo fatto una mostra anche là. E poi collaboriamo anche con altri, come per esempio tra di noi ci possiamo scambiare dei presepi per avere sempre delle mostre nuove ogni anno che si possono vedere. Ecco, io ringrazio ancora tutti quanti voi e mi auguro di avere un rapporto che possa andare avanti per tanto tempo, al di là di chi ci sia, che ci sia io o un altro, ma che questo rapporto possa sempre andare avanti. Grazie di tutto. Grazie Maurizio, che attraverso la presentazione di AIAP ha potuto trasferire quello che è la grande passione e il grande impegno che tutti i giorni dell'anno, non solo a Natale, appunto, i volontari che creano queste meravigliose opere d'arte mettono a servizio delle persone, perché poi attraverso il presepio e la sua diffusione si regala anche un sorriso a chi è meno fortunato di noi, e i loro progetti arrivano anche nelle case di riposo, negli ospedali, e fanno progetti assolutamente meritevoli da questo punto di vista. Nella nostra visione però puntare e valorizzare questo simbolo culturale che è il presepe può aiutare anche il turismo a lungo termine, e per questo ci prefiggiamo attraverso il registro di mappare quei presepi che già esistono, quei percorsi che già sono riconosciuti singolarmente, e creare appunto gli itinerari del presepe veneto. Nella nostra visione potrebbe aiutare i borghi meno conosciuti ad attrarre turisti nel periodo invernale, nel periodo natalizio, ma nel contempo, pensando ad esempio anche al lago di Garda, potrebbe aiutare in quella che è la famosa destagionalizzazione del turismo. E a parlare di questa visione invito quindi il direttore della Fondazione Destination Verona Garda di Verona, Luca Caputo. Grazie Claudia, grazie a chi mi ha preceduto. Porto i saluti del Presidente Paolo Artelio,
quindi ho il greve compito di non fargli fare brutta figura e far fare brutta figura alla fondazione che rappresento. Io sono direttore della Destination Verona Garda Foundation, che insomma è il braccio operativo delle 2 GD Verona e 4 Marchi d'Area, il lago di Garda Veneto, e quindi sono molto contento perché intanto con Claudia, insomma, mi sento anche di dire consigliere Barbera, perché insomma abbiamo iniziato insieme un percorso anche innovativo sul territorio. Villafranca, sentivo prima, insomma, è stato una prepista, ma è stata una prepista per noi anche è stato il primo ufficio yacht che abbiamo aperto adesso con le nuove funzioni anche dalla destinazione di andare a gestire gli uffici del territorio. Adesso apriamo la Zise, gestiremo la Zise e gestiremo Verona, quindi per noi è molto importante un aspetto, perché spesso prima ne parlavamo anche col Presidente, spesso siamo dal turismo trascinati dai dati e da tutto quello che c'è sopra, no? Che prende un po' anche i media, e quindi Natale spesso il tema è i mercatini, il caos, insomma alla fine il turismo è sempre brutto e cattivo, ma sotto ci sono dei substrati molto interessanti che al di là dei dati, ascoltando il territorio, gli operatori, anche i turisti, ci accorgiamo che l'attenzione in qualche modo piano piano nel tempo è andata verso il patrimonio dei presepi, cioè ascoltando i turisti molti chiedevano, molti anche i tour operator, quindi c'è una grande domanda per 2 aspetti fondamentali. Primo, come si diceva prima, rappresenta un patrimonio storico prettamente italiano. E quindi è una cultura che va al di là del mese di dicembre, è una cultura che tiene impegnato, lo si diceva prima, tiene impegnato tutto l'anno, no? Immagino prima si raccontava dello zio del Presidente, immagino che sia, come dire, permeato tutto l'anno dal tema del presepe. E quindi il tema è importante perché quando tu vedi un presepe in realtà vedi non un inizio ma l'arrivo di un prodotto di comunità, no? Dove tutte le realtà, soprattutto penso Ferrari di Montebaldo, cioè alcune cose bellissime abbiamo visto di scultori anche del Vaticano che hanno portato veramente delle opere d'arte sul territorio. E quindi devo dire, sono stato a parte contento e onorato di essere qui a parlarne, ma perché per noi diventa in qualche modo un trasferimento reciproco di valore, perché tu hai detto prima il presepe o comunque questa proposta di legge, questo aspetto, questo focus può aiutare il turismo. Io direi il turismo deve aiutare invece a far emergere, come dire, questi aspetti che per noi rappresentano anche da un punto di vista, perché un altro aspetto che come dire, perdiamo è che noi guardiamo al nostro territorio, al nostro patrimonio come un qualcosa che è scontato, no? A volte neanche ce ne accorgiamo. Passeggiare in Piazza Bra accanto a un monumento di 2000 anni per noi è scontato, per un turista che viene da fuori fare un aperitivo e non essere investito dalle macchine davanti a un monumento di 2000 anni è un valore che credo nessun territorio. E così il lago che si può fregiare di un lago che non è solo la fruibilità del mare, ma insomma presepi bellissimi in acqua, ma anche entroterra, stiamo valorizzando tutto l'entroterra, e quindi da questo punto di vista il presepe deve diventare, e soprattutto, ripeto, non è solo un tema di comunicazione e promozione, ma deve diventare, non voglio introdurre un tecnicismo, ma insomma per annoiarvi, ma deve diventare un prodotto turistico, cioè deve cominciare a mettere insieme le persone per dire vogliamo pensare tutto l'anno con alcuni artigiani di pensare a delle visite, quindi per vedere come si fa, come ci si prepara, quindi diventa veramente molto importante, fino appunto ad arrivare poi a una proposta vera e propria che magari permette anche l'allungamento della permanenza media. Sono andato anche a guardare l'8, se si riesce, l'8 già quest'anno, l'8 è un giovedì, quindi insomma, anche sarebbe anche interessante per fare delle proposte di weekend lungo, ma abbiamo già i tour operator che ci chiedono di creare prodotto, no? Che sarebbero disposti poi a portare le persone con la fruizione, grazie come dicevi tu, all'utilizzo del DMS, che oggi ci permette di avere comunicazione, promozione e vendita del prodotto integrato. Quindi intanto vi ringrazio, se mi posso permettere, insomma, inviterei te e comunque tutti i fautori della proposta di legge a fare un incontro sui territori, sia su Verona e Marchi d'Area o comunque nell'OGD di Verona, magari a Verona come anche rappresentante dei Marchi d'Area, e sul lago, proprio per far vedere che al di là della proposta di legge e dei tempi, qui c'è già un popolo e una voce, insomma, delle persone e degli amministratori che ci credono in questo. Quindi grazie, buon lavoro a tutti. Colgo subito in maniera affermativa il tuo invito, lo condivideremo anche con gli assessori competenti. Siamo arrivati al termine della nostra conferenza. Io vorrei ringraziare ancora tutti voi che siete venuti qui a Venezia per sentire la presentazione di questo progetto di legge, che poi
porteremo appunto anche sul territorio. E ringrazio ancora Maurizio Russo di Federalberghi, oltre a AIAP Verona e la Fondazione. Ringrazio tutti i colleghi di Fratelli d'Italia che hanno sottoscritto questo progetto di legge e ci hanno creduto sin dall'inizio. Consentitemi anche un ringraziamento speciale a tutto lo staff che lavora con noi ogni giorno, perché per lavorare a servizio dei cittadini è opportuno fare squadra e loro lavorano con noi ogni giorno e ci hanno aiutato anche a mettere in piedi questa conferenza stampa. Un grazie a loro e a tutto l'ufficio stampa di Palazzo Ferrofini. Grazie.